Con la conclusione della terza prova d'invaso è stato portato a termine il collaudo della diga di Ravedis sul torrente Cellina. I lavori della grande opera, iniziati nel 1986 attraverso l'utilizzo della regolazione dello scarico delle acque, serviranno a salvaguardare dalle piene gli abitati a valle, a irrigare i territori coltivati in pianura e a soddisfare la necessità d'approvvigionamento energetico. La prova tecnica, alla quale ha assistito anche l'assessore regionale all'ambiente Sara Vito e numerosi altri spettatori, ha previsto il riempimento iniziato in aprile del lago artificiale dai 328 ai 338,5 metri ed ha avuto termine con la tracimazione artificiale. Sottolineando come la funzione principale del manufatto sia quella di mettere in sicurezza il territorio dalle esondazioni, l'assessore Vito ha menzionato la firma con il Veneto del protocollo sulla cooperazione nei campi della previsione e prevenzione dei disastri naturali e l'attività di difesa del rischio idrogeologico accanto al piano di laminazione preventivo della diga di Ravedis di recente approvato dalla Giunta regionale. La consegna dell'opera è stata definita evento storico per tutto il Pordenonese, il Friuli e l'Italia. Durante la cerimonia sono stati ringraziati tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della diga e sono stati ricordati alcuni momenti difficili della costruzione durante la quale un operaio perse la vita. La diga di Ravedis rappresenta la seconda opera idraulica per ordine di importanza che è stata realizzata negli ultimi decenni nell'Italia settentrionale. Il volume dell'invaso è di 24 milioni di metri cubi, la superficie del lago a pieno regime è di 120 ettari. Alta 60 metri, la diga è stata realizzata impiegando 300.000 metri cubi di calcestruzzo senza l'utilizzo, come consentono le tecniche moderne, di materiali ferrosi. Assieme alla diga anche i versanti circostanti sono monitorati costantemente con l'ausilio delle più moderne tecnologie.